La maggior parte di noi oggi ritiene scontato raggiungere Roma da Venezia in poco più di 3 ore con il treno ad alta velocità. Ma se torniamo indietro anche di pochi anni, scopriamo che la Freccia della Laguna degli anni '80 ne impiegava ben 6 per coprire la stessa distanza con l'elettromotrice Ale 601. E prima? Nella rete ferroviaria non elettrificata del Veneto, oltre ai collegamenti direttissimi effettuati con le piccole littorine, fino a metà degli anni 60 esistevano le locomotive a vapore. Come si svolgeva un viaggio a quei tempi e quali erano le differenze rispetto a un treno di oggi? Il viaggio era un qualcosa di mitico. Io adesso ricordo soprattutto quei viaggi che si facevano durante l'estate per andare su in Cadore oppure anche nell'Alpago, e c'era questo diretto Venezia-Calalzo che passava per Vittorio Veneto, che era una stazione vicina dove stavamo noi, che veniva raggiunta con una macchina del paese, eccetera, e si saliva su questo treno. Ed era un viaggio veramente, insomma, sembrava di altri tempi, questa locomotiva che sbuffava, perché noi da ragazzi volevamo sempre tenere i finestrini aperti, ma c'erano le gallerie, bisognava chiuderli, chiudete i finestrini che c'è il fumo. Capivo che era un mondo, quello delle locomotive a vapore era un mondo che stava sparendo, cambiava tutto, e allora mi venne la voglia di preservarlo. Prima con le fotografie e poi quando mi arrivò una cinepresa, regalo di laurea con la cinepresa. Ma non mi bastava ancora, volevo anche il sonoro, e allora giravo anche con un registratore a pile dell'epoca, un Castelli, e riprendevo il sonoro, per cui mi sono trovato dopo anni a avere una documentazione di questi treni col sonoro originale, che veramente non è comune, ecco. E girai un po' tutta l'Italia, fino in Sicilia andai. Il treno, come dicevo, lo prendevamo a Vittorio Veneto, grande stazione monumentale, con lo sfondo poi del Monte Altare. C'era questo Monte Altare con una croce sopra. Mia madre diceva: vedete, quello è il Monte Altare, con la croce sopra, tra l'altro con prati ben tenuti, c'era molta cura nel verde allora. E queste locomotive arrivavano, si fermavano a Vittorio Veneto, dove tra l'altro c'era il rifornimento dell'acqua, perché uno dei problemi delle locomotive a vapore, non tanto il carbone che veniva caricato in deposito, ma l'acqua se ne consumava molto, e quindi c'era il rifornimento dell'acqua. E poi questa locomotiva che partiva, a me affascinava questa immagine dietro il Monte Altare, questa locomotiva che si avviava. Poi si infilava subito in galleria, saliva poi sul fianco destro della valle di Fadalto, varie gallerie, fino ad arrivare al lago di Santa Croce, che era secondo me un posto bellissimo, conosciuto solo dai tedeschi, perché noi italiani si vede che non avevamo quella sensibilità che avevano loro in quegli anni. Finora abbiamo parlato della tratta che passava per Vittorio Veneto e il Fadalto. Vi era però anche la ferrovia che passava per Belluno. A un certo punto andai anche dall'altra parte, dove si vede una 745, perché faceva un treno appunto Padova-Belluno. A Belluno la staccavano e mettevano una 740, perché forse per problemi di peso assiale in quegli anni non poteva più proseguire. Invece l'anno prima nelle fotografie avevo preso molto una 745 che faceva la valle del Fadalto, come viene chiamata, e siccome la composizione del treno era abbastanza pesante, c'era una locomotiva di spinta in coda, quindi una cosa mitica.
Il modello 745 si distingueva dalle altre locomotive europee ed americane per la sua linea snella ed elegante. Fu una delle più belle, se non la più bella locomotrice italiana. Progettata negli anni immediatamente precedenti alla Grande Guerra per il servizio sulla dorsale calabra, percorse in seguito anche le linee appenniniche tra Roma ed Ancona. Concluse la carriera in Veneto facendo spola sulle linee Padova-Bassano del Grappa e Venezia-Cadore. Costruita dai cantieri Breda e Ansaldo, ereditò alcune caratteristiche costruttive dei gruppi di locomotive 640 e 625, come i cilindri interni al telaio. Garantiva una velocità massima di 75 km/h ed aveva una potenza di 1250 cavalli. In effetti la 745 era una macchina particolarmente, a mio parere, elegante, bella, coi cilindri interni, forse era questo, non aveva quei cilindri esterni che li rendono pesanti, era filante, era veramente elegante. Se la confrontiamo con le macchine tedesche o americane, eccetera, è una linea, anche lì c'era l'Italian design, incredibile, anche nelle locomotive. E niente, ci ho fatto addirittura un libro con le fotografie, perché era una macchina che mi piaceva molto. La 745 proseguiva con una carrozza su Belluno, realizzando così un servizio Venezia-Belluno. E l'altra parte, una locomotiva diesel, si incaricava di portare le altre carrozze da Ponte nelle Alpi a Calalzo. Erano le prime locomotive diesel, la trasmissione idraulica, che rappresentavano già un grosso progresso per l'epoca, però c'era un interregno, locomotive a vapore e locomotive diesel. Poi il servizio per i ferrovieri era veramente, per i macchinisti era gravoso, soprattutto la macchina di coda si beccava il fumo di quella davanti e il fumo loro. Le gallerie per fortuna erano corte, ma quella di Fadalto non era tanto corta, e per cui insomma era penoso il servizio su queste macchine, ed è incredibile come questi ferrovieri lo facessero, direi, volentieri, insomma. Negli anni 30 prese in campo un progetto di fare una nuova ferrovia da Venezia a Monaco e si pensò di fare un tratto da Vittorio Veneto fino a Ponte nelle Alpi e lì collegarsi alla linea che andava a Calalzo. In quella prospettiva la sede venne costruita già per il doppio binario,
con una galleria più ampia oppure con 2 gallerie separate e coi ponti e i viadotti preparati per il doppio binario. Dopodiché ne venne posato solo uno, perché questo era un progetto futuro che non ha poi avuto seguito. A Calalzo fino al 64, fino al maggio del 64, arrivavano i treni della Ferrovia delle Dolomiti. La cortina a Calalzo, quei trenini che io da piccolo chiamavo il trenino azzurro perché era di colore azzurro e che purtroppo per una visione miope degli anni, tipica di quegli anni in cui sembrava che c'era solo l'automobile, il futuro, eccetera, venne praticamente abbandonata. Non così è successo in Svizzera o in Austria, dove ferrovie del genere sono state poi rinnovate, potenziate e costituiscono un'attrazione turistica non solo, ma una possibilità di viaggio senza dover costruire strade, senza ingombri di automobili. Purtroppo da noi, come anche la ferrovia della Val Gardena, sono state prese decisioni in quegli anni sbagliate. Ancora oggi essere dipendenti delle ferrovie significa avere un posto di lavoro prestigioso, ma lo era ancora di più a quei tempi. Nelle piccole stazioni il capostazione insieme al farmacista, al medico condotto e al parroco era la personalità del coso, perché tutte le stazioni, anche le più piccole, avevano il capostazione col berretto rosso che dava la partenza ai treni e provvedeva al distanziamento dei treni. Ma in ogni caso anche le mansioni tipo per esempio i macchinisti oppure i capitreni, che erano un po' i controllori sui treni, era un'aristocrazia del lavoro. Anche i macchinisti che si possono, insomma era un lavoro diciamo più manuale, operaio, però era un'aristocrazia e l'orgoglio di essere ferrovieri arrivava fino ai cantonieri, a quelli che facevano la manutenzione della linea, eccetera. Era proprio un mondo a parte in cui c'era una grande solidarietà tra le varie categorie. Io ho un pensiero veramente intanto per i nostri nonni che hanno studiato questo sistema, per il sistema ferroviario con questa sua guida riservata solo ai treni, in cui non ci possono essere 2 treni vicini ma sono distanziati dal segnalamento, e poi tutti gli studi che hanno fatto i tecnici nei vari anni per smentire tutti quelli che dicevano le ferrovie sono finite, sono morte, eccetera. Oggi non ci sono più quelle nuvolette di fumo che hanno raffigurato il treno in quasi 2 secoli di storia. Con il terzo millennio ci sono Italo, Frecciarossa, lo Shinkansen giapponese. Tantissima tecnologia orientata ai record di velocità, ma il fascino del vapore resterà sempre un ricordo incancellabile.